Le piogge della giornata di oggi praticamente hanno chiuso completamente la possibilità di seminare le biete, per cui è probabilmente un raccolto che andrà perduto. Addio alle bietole per il 2018. Le gelate fuori stagione hanno compromesso irrimediabilmente questa coltura e ora mettono in serio pericolo anche ciliegi, susini, peschi e albicocchi. Dopo un anno di lavoro si rischia la perdita dei prossimi raccolti. I frutteti precoci, che ne so, albicocche per dire, o anche alcune varietà di pesche, può darsi che risentano del freddo, anche perché per i prossimi giorni prevedono delle gelate notturne e mattutine molto forti, per cui sicuramente saranno probabilmente in pericolo. Dove la temperatura rimarrà a lungo sotto lo zero sono inoltre a rischio le primizie di stagione come gli asparagi, che per l'abbondante acqua non potranno essere coperti. Anche le prime patate, seminate dopo la precedente ondata di gelo siberiano, ora rischiano di marcire. Posticipate, si spera non di troppo, le semine di mais e delle altre produzioni estive come legumi, pomodori, melanzane e peperoni. L'anno scorso è stata sicuramente un'annata molto particolare in un verso, questa già si presenta molto particolare nel verso opposto, si spera che prima o dopo il tempo metta un po' di criterio e ci lasci lavorare e ci dia una buona stagione. Fino adesso per un motivo o per un altro alcuni prodotti hanno avuto grossi problemi.